domenicani dopo la soppressione napoleonica, convento di San Lorenzo di Venezia. Grazie. Ringrazio lo Studium Generale Marcianum, l'Istituto San Lorenzo Giustiniani, la Facoltà Teologica del Triveneto, per avermi accolto in questi anni, per avermi dato la possibilità di lavorare in questo ambiente accademico. Ringrazio tutti coloro che sono presenti, i chiarissimi colleghi professori, gentili studenti, amici, parenti, ecco, vi ringrazio per avermi onorato della vostra presenza. Parliamo di una realtà storica che credo pressoché sconosciuta, se non fosse a qualche specialista, che è quella della presenza domenicana a San Lorenzo in Venezia. C'è stato uno dei frati che sono vissuti nell'Ottocento a San Lorenzo di Venezia, il padre Raimondo Amedeo Vigna, che è stato un grande storico domenicano dell'Ottocento. Dirò poi qualche cosa en passant su di lui mentre parleremo di altro. Questo storico domenicano, padre Vigna, scrisse che non era immediatamente importante e necessario scrivere una storia generale dell'ordine domenicano. È chiaro che in quanto frate domenicano la sua preoccupazione era anzitutto quella della storia del proprio ordine. Ma il padre Vigna, che pure lavorò per decenni e decenni nella ricerca storica, diceva: prima di scrivere la grande storia bisogna studiare la storia delle singole realtà più piccole, prima la storia dei singoli conventi, perché senza di essa non si potrà scrivere la storia di tutto l'ordine. Lo diceva riguardo all'ordine domenicano, ma in principio vale ovunque. È una metodologia che nell'Ottocento poteva essere anche abbastanza innovativa. Quindi studiare quella che oggi in altri termini si chiamerebbe forse la microstoria, secondo alcuni, il che non toglie che bisogna inserire nel contesto più ampio tutte le cose che vengono studiate, però è anche vero che questo modo di studiare, di ricercare, è un metodo che ci aiuta a fare correttamente il lavoro di ricerca storica e a costruire poi una storiografia. Altrimenti andiamo avanti per decenni, per secoli, ripetendo le solite poche cose più o meno scontate, senza mai verificare sul campo, potremmo dire, dell'archivio, della ricerca dell'archivio, ciò che invece veramente è il dato che lo storico poi in qualche modo deve cercare di interpretare. E allora partiamo da quello che vediamo e vediamo anzitutto ciò che si trova in una parte della città di Venezia. Qui io vi mostro sullo schermo una carta, una pianta della città di Venezia del 1824. Qui dove pongo la freccia, spero che si veda, è San Lorenzo. Ovviamente chi conosce Venezia sa che nel sestiere di Castello c'è questa chiesa, purtroppo oggi pressoché abbandonata. Se andate in questo periodo trovate un evento collaterale della Biennale, ecco, è l'occasione per metterci il naso dentro, altrimenti è chiusa. E quello che vediamo appunto nel campo, questo è sempre visibile, è appunto questa facciata mai compiuta di questa chiesa che non è piccola, anzi piuttosto grande. Bene, San Lorenzo di Venezia. Che cos'è? È stata per molti secoli, a partire dal IX secolo, la chiesa di un monastero di monache benedettine. Come molte altre sedi
sparse nella città di Venezia, anche questa comunità benedettina venne forzatamente chiusa in seguito alle leggi promulgate da Napoleone Bonaparte. Quindi all'inizio del 1800 cessa questa lunghissima storia di una comunità monastica benedettina che occupava quegli ambienti che sono, come vedete in questa foto, sul lato sinistro rispetto alla facciata della chiesa. Adesso sono sede di un istituto di ricovero, ecco, presso appunto quello che era l'antico monastero. Si conserva ancora il chiostro delle Benedettine. Meno persone probabilmente sanno che sul lato destro della stessa chiesa c'è stato nel 1800 un convento di frati domenicani, al quale si accede per la verità passando da dietro, ecco, verso la Corte Nuova, verso la zona di San Francesco della Vigna. Allora, lo stile della istituzione nella quale ho la fortuna di lavorare, cioè il Marciano, l'Istituto San Lorenzo Giustiniani, è quello proprio anche di avere attenzione ai luoghi. Sono dei progetti anche accademici di ricerca che puntano alla conoscenza dell'ambiente, del luogo, cercando di ricostruire, di capire, di comprendere come si può sulla base delle fonti di vario tipo qual è stato il percorso storico che ha prodotto determinati luoghi e che in qualche modo si è svolto all'interno di determinate realtà. Ecco, allora in questa mia lezione magistrale vorrei un po' appunto partire da questo luogo per cercare di capire che cosa è avvenuto non nel lungo periodo delle monache benedettine, ma in una fase ottocentesca, la presenza di frati domenicani in questo luogo, San Lorenzo, nel sestiero di Castello, per una quarantina d'anni, a cavallo della metà dell'Ottocento. Un altro punto di partenza è quello del dato normativo. 1810, giorno 25 aprile. Napoleone, per la grazia di Dio e per le costituzioni imperatore dei francesi, re d'Italia e tutto il resto dei suoi numerosi titoli, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue. Eccettuati i vescovati, gli arcivescovati, i seminari, le parrocchie e qualche altra realtà, tutti gli altri stabilimenti, corporazioni, congregazioni, comunie ed associazioni ecclesiastiche di qualunque natura e denominazione sono soppressi. Secondo l'articolo secondo, come vedete nello schermo, non sarà permesso ad alcun individuo di vestire l'abito di verun ordine religioso. Questa è la soppressione di tutti gli ordini religiosi, 1810. Aveva già dei precedenti, anzitutto in Francia, evidentemente al tempo della rivoluzione. C'erano dei precedenti parziali già nei diversi stati che hanno seguito una politica detta del giurisdizionalismo, soprattutto nel Settecento, compreso l'impero asburgico con Giuseppe II. Ma qui, nella nostra area geografica, è il 1810 con Napoleone che si cerca di porre una pietra tombale per sempre sulla realtà degli ordini religiosi. Certamente realtà che, come tutte le cose umane, potevano avere dei difetti, certamente, ma che avevano anche segnato positivamente per moltissimi secoli la realtà ecclesiale e anche civile delle nostre città, delle nostre regioni, dei nostri paesi. Partiamo da questo dato. Perché? Perché la storia di San Lorenzo e dei Domenicani ha origine in qualche modo anche da questa soppressione forzata. Prima di questo intervento legislativo dell'imperatore Napoleone c'erano delle realtà differenziate e ricche, anzitutto per quanto riguarda l'ordine domenicano. Il discorso vale per tutti gli ordini religiosi, e voi avrete la pazienza di sopportare, ecco, che un frate domenicano vi parli soprattutto della storia del proprio ordine.
questo è legittimo credo, perché ciascuno deve anzitutto conoscere la storia della propria famiglia in tutti gli ambiti, anche sapendola criticare, sapendone anche vedere i punti deboli evidentemente. Cosa c'era prima? C'era una realtà certamente composita e varia proprio qui a Venezia. In questa orribile piantina che ho cercato di disegnare trovate una pianta di Venezia che vi fa vedere le presenze domenicane fino all'inizio dell'Ottocento. Troviamo San Giovanni e Paolo, dove tuttora siamo presenti, che è la presenza più antica dal 1234, San Domenico era già venuto qualche anno prima, nel 1221, comunque l'insediamento più antico stabile dei domenicani è questo. Poi San Domenico di Castello, che è inizio nel 300. San Domenico di Castello, che cosa ne rimane? Chi conosce la zona di via Garibaldi sa che non rimane proprio niente, perché nel 1807 proprio Napoleone decide di radere al suolo chiesa e convento di San Domenico di Castello, dove per secoli vissero i domenicani. C'era fra l'altro anche la sede dell'inquisitore, almeno dal 1560 in avanti. E poi un'altra sede importante, il convento del Rosario alle Zattere. C'era poi un altro convento nell'isola di San Secondo, quella che vedete accanto al ponte della ferrovia, anch'esso completamente raso al suolo in età napoleonica. Ecco, e poi appunto la grande esperienza iniziata a Venezia nel 1669 del convento del Rosario alle Zattere, quello appunto che potete vedere nell'immagine che per un attimo è apparsa e che ora ripresentiamo. Eccolo qua. Volgarmente detto i Gesuati, dico volgarmente, perché i Gesuati, ordine soppresso nel 1668 dal pontefice Clemente IX, avevano solo questa piccola chiesa rinascimentale, che effettivamente fu dei Gesuati, il piccolo convento accanto. Dopo la soppressione si insediarono sullo stesso posto i domenicani, quelli dell'osservanza della congregazione del Beato Giacomo Salomoni, i quali successivamente ampliarono molto il convento e costruirono quella grande chiesa, che è la chiesa del Santissimo Rosario, Santa Maria del Rosario, che poi nella dizione comune è rimasta con il nome di Gesuati, anche se i Gesuati non c'entrano proprio niente, perché furono i domenicani a costruirla a prezzo di grandi sacrifici, di raccolte di offerte nella prima metà del Settecento, soprattutto anni 30 e 40 del Settecento, architetto Giorgio Massari. Questa chiesa è un manifesto dell'ordine domenicano, anche se adesso i domenicani non ci sono più. Vedete le opere del Tiepolo, del Piazzetta Ricci, che veramente vi espongono in qualche modo una sintesi dell'ordine domenicano attraverso la pittura. Bene, è importante parlare di questo perché? Perché i frati che occupano San Lorenzo a partire dal 1843 sono gli stessi frati che fino al 1810 vivevano alle Zattere, al convento del Rosario. Ovviamente molto invecchiati, perché nel frattempo passano ben 33 anni, e sono quelli che ricominciano a vivere insieme nella vita domenicana. C'erano già stati dei tentativi, soprattutto negli anni 30, di ripristinare una qualche presenza domenicana a Venezia. Perché? Perché non c'era niente. In tutto il regno lombardo-veneto, siamo già ormai in pieno dominio austriaco, in tutto il regno lombardo-veneto non ci sono più comunità domenicane. Da Napoleone in avanti questo continua ancora sotto l'Austria. Ovviamente Venezia, che aveva una storia domenicana così importante nei secoli precedenti come sede della grande riforma domenicana, o nell'inizio della grande riforma e anche poi della seconda riforma, ecco, per la sua importanza è subito uno dei luoghi sui quali puntare l'attenzione. Non è possibile riprendere in possesso il convento delle Zattere per ragioni economiche, perché i domenicani non hanno sostanze sufficienti per comprare all'asta il convento, ed ecco che allora si cerca una soluzione differente. E questa soluzione viene individuata anche con l'appoggio ovviamente
ovviamente delle autorità dell'ordine, innanzitutto il maestro generale dell'ordine, il padre Carani, anche con l'appoggio del patriarca di Venezia, il cardinale Jacopo Monico, che vede con grande favore il ritorno di una comunità domenicana in Venezia. Ma, come potete immaginare, siamo in un regime che potremmo dire ancora in buona parte di giurisdizionalismo, e senza il consenso dell'autorità statale nulla si può fare in campo ecclesiastico. Il regno lombardo-veneto, austriaco, asburgico in qualche modo risente ancora della politica di Giuseppe II con il suo giurisdizionalismo. Ecco che occorre il consenso dell'autorità civile per ripristinare una comunità, e questo tanto più perché si tratta di domenicani che non hanno possesso di edifici in questo momento, perché tutto è stato loro tolto, e anche hanno ben poco denaro a disposizione. La domanda di costituire una nuova comunità fu accolta benignamente dall'aulico cesareo di Castello viennese, e fu proprio lui San Lodello a correre a Vienna presso la corte imperiale. Fu interpellato il voto del Veneto municipio, il quale si abbinò sino al numero di 32 assessori, dei quali 31 diedero favorevole voto. Io vi leggo il testo perché vi fa entrare in un'epoca, proprio per il modo di esprimersi. L'aulica cancelleria riunita, composta di molti specchiatissimi consiglieri, aderì pienamente alla domanda umiliata. Finalmente la posizione entrò nel gabinetto dell'imperatore Ferdinando I. A questo passo Sua Maestà, la imperatrice Maria Anna Pia Auspice, si arrese al santo progetto, e prima di un mese la religione, la clemenza, la pietà di Ferdinando vi appose il suo nome. Giunto a Venezia il sovrano decreto, la comune, femminile, donò all'ordine domenicano il terreno su cui si edificò il modesto convento, e i padri, cioè i domenicani, offerirono la spirituale assistenza alla Pia Casa dei poveri lavoratori di San Lorenzo. C'era questa cosiddetta casa d'industria, dove nei locali che prima erano stati abitati dalle monache benedettine. Quindi, se riprendiamo l'immagine che abbiamo visto, eccola sul lato sinistro rispetto alla chiesa. I padri appunto si offrono di dare spirituale assistenza, è una condizione per poter prendere possesso della chiesa di San Lorenzo. Era una sorta di istituto semiprofessionale per dare una formazione, insegnare un lavoro a delle persone. La condizione per poterci entrare in questa casa d'industria era quella di essere dei giovani incorreggibili, secondo l'espressione che si trova. Quindi era una specie di carcere minorile o qualcosa di simile, con istruzione professionale in qualche modo, oppure erano persone povere comunque che venivano in qualche modo istruite ad un lavoro. E allora, ecco, la comune stessa accordò a domenicani l'officiatura esclusiva della chiesa, assai dignitosa e celebre, obbligandosi il municipio di prestarsi alla manutenzione materiale del sacro edifizio. Così vanno le cose. Manca però il convento, perché se il monastero benedettino, ex benedettino, era occupato da questa casa di industria dove potevano vivere i frati domenicani, ecco che sul lato destro si comincia dal 1840 a costruire un nuovo convento. Questa è la chiesa, ecco, già che ci siamo, vi faccio vedere, io ho fatto queste foto in epoca molto più recente.